Voilà, siamo qua, siamo arrivati alla nostra destinazione. Ma sembra un posto tranquillo, un po' freschino, ma tanto ci accenderemo la stufa. Adesso andiamo a cercare l'info point per vedere se riusciamo a beccarci una card e sfruttare la corrente elettrica. C'è una piccola sorgente, bello! E sembrerebbe una grotta con il fiume all'interno. Bello! Facciamo? Giochiamo? Scendiamo dallo scivolo? E ora ci facciamo il nostro aperitivo. Ah no! E ancora una volta ci troviamo a fare il percorso del villaggio in visita da soli, ma stavolta senza nebbia, senza pioggia. E questa è una delle tombe dei Janas. Questa è la tomba con le incisioni, come potete vedere ci sono delle spirali e poi altri disegni che non si capisce bene. Niente, è proprio un bel sito questo, Sì. E non finisce più. L'impressione che ci fosse un buco e continuava a sopra, invece è acqua, si vede il riflesso. Queste sono più piccole rispetto alle altre che abbiamo visto, forse erano dei poveri, chi lo sa. E questa è la seconda delle tombe dei Janas, che sembra la più grande. È grande veramente. E questa è la tomba interna, probabilmente è una tomba familiare, non so, mi sto giacobizzando.
poi perché dovevano scavare nella roccia quando si potevano seppellire laggiù? Ma questi nuragici, perché dovevano seppellire i propri morti a casi? Facendo una scalinata che non finisce più.